Sfumiamo, grazie. Sfumiamo. Sfumiamo, perché dopo ci lanciamo in questo coccodè e come sempre lo sapete Alberto, ma Alberto, che te, ma che te ne ingapa Alberto? Senti Lino, che te ne ingapa papà? Perché insomma, questo non si droga, hai capito? Questo non si droga. Non beve, ma tu ti visto drogare un po', cioè, no, perché insomma, io ti vorrei sentire, ma come te ne ingapa? Coccodè. No, perché vedendoti, no, perché vedendo in televisione a te tutte le mattine vedendoti, fa pensare che questa penna di spalle, capito? Insomma, come te ne ingapa sto coccodè? Allora, in effetti devo dirti la verità, io già anni fa cercai di fare un'operazione del genere, però forse non la scrissi come volevo. Io dico sempre, e infatti feci un brano che si chiamava Coccodè, che era diverso, invece stavolta mi trovate proprio che ho focalizzato bene perché ho incontrato una persona sulla mia strada, è stata la mia musa ispiratrice, alla fine a mano è scesa sull'essa. Una donna, chiaramente. Sì, una donna, che poi c'è un effetto sorpresa nel video, perché quando sono stato lì a Pasquetta, e a proposito di Pasquetta, io saluto tutte le persone dove non ho potuto presenziare, perché ci tengo a precisare, non è il valore dei soldi o si fa a chi mette a coppa, sai, quando si hanno degli impegni già presi, bisogna rispettarli. Siccome a Pasquetta, sai, sono fatte diverse cerimonie, e tra quali c'è stato anche un grande amico mio che io faccio parte della loro famiglia, cioè in tutte le loro feste ci sto sempre. Insomma, non hai trovato il tempo. No, perché in effetti, sai, andare a Forlì con i 5 macchine, sai, già era tutto proprio... Volevo dire una cosa, vedi poi io quanto sono cretino, perché tu quando incontri le persone devi avere anche la capacità di percepire, cioè di prendere. Allora, io frequento Consuelo Cremato tutti i giorni, ma a me Coccodè non mi è venuto in capa, e allora dico io, Sergio, manca a te, stiamo rovinati. Ma perché proprio a Consuelo? Perché più Coccodè che la classica gallina, la classica Coccodè, ecco, è tutto un Coccodè. Allora, da oggi la chiameremo Consuelo Coccodè, battezzata da Ettore non Metalò. lo dire perché succederà, ecco, succederà. No, allora, senti, io e questo conduttore meraviglioso che vedi a fianco a te nel microfono, grazie. No, direi di lasciarti fare l'intervista. Al di là io posso dire una cosa, perché tu sai che loro sanno che io comunque siamo amici. E quando devo dirti che ieri proprio in trasmissione, dove ho fatto la trasmissione, lui è colpa mia Consuelo Coccodè da oggi, prego, andiamo avanti. Allora praticamente ha detto che voi due insieme giudici io mi diverto assai, perché c'è chi ha capito questa vostra questo scherzo, questo gioco infame, questa complicità, e ha detto di mattina tu giù quanti potenti cose come ballano per alla fine riesce ci fanno passare fare un po' la Pedralone. Allora, senti un po' Alberto, adesso noi ti facciamo, io vorrei chiedere un attimo a Gino Turco se fosse possibile, ti prego Gino devi restare qua, perché no, devi stare qua perché gli devi dare manforte, tu sarai importantissimo. Allora vorrei chiedere a Gino Turco se gentilmente mi ristringi l'inquadratura e mi prendi soltanto Alberto Selli, toglimi dall'inquadratura perché c'è bisogno della sua faccia e insomma non lo so, vedi tu che puoi fare, forse devi venire qua Gino, dire che può fare. Allora, adesso ti facciamo, ecco, toglimi proprio, bene. Allora, io adesso ti faccio delle domande a raffica, questo me l'hanno chiesto i tuoi fans, e non c'entro niente io, non te l'avrei fatta, ti posso dire... le domande di serve eventualmente? Non te le avrei fatte queste qua, ma mi hanno obbligato a farlo. Fatte le domande secche, Partiamo dall'età, quanti anni hai? 46 anni, 1968, non me nascono manco un mese, ecco, qualcuno lo fa. Ti sei mai drogato? No, la verità proprio una volta, sotto la verità mi c'è l'assaggiare un spadiello. E faccio tutta una volta, ti giuro, perché io non fumavo nemmeno, neanche la sigaretta conoscevo, però mi fece un effetto strano, che poi nel periodo militare mi ricordo io stavo a Udine, ma Annanzi mi pigliai malamente questo fatto, mamma che ci può fare? Annanzi a Reti in una strada? No, stavo su una strada, faceva la fermata. Però ti ha pigliato in qualche modo, ti ha preso, tu forse non capivi l'effetto, ma quello era l'effetto. Senti, la prima volta che hai fatto l'amore, l'età? Ero piccolissimo. Cioè, posso sapere l'età? Mi chiudete quella porta, grazie Giuseppe. Meno di 14 anni. Meno di 14 anni. Con una donna più grande di me. Ma fu lei lei, sì. Fu lei? Nacque anche una canzone che si chiama Donna Matura, molti non lo sanno. Ma scusami, ma volevo sapere, cioè lei si mise intorno a te, cercò di portarti... Padre, mi ha detto brevemente, allora, fatto da una donna pare che la cosa non è niente, ma era una sorta di pedofilo contrario, perché io ero minorenne. Dai. Era minorenne, scusa.
Io lo minorenzo. Sì, ma tu Però era bello, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Insomma, non lanciamo messaggi strani. Ecco, no, volevo sapere una cosa. Tu poi capisti che quello era il sesso, insomma, era il meccanismo. No, l'ho capito troppo in fretta e diciamo ho conosciuto la qualità troppo in fretta, che dopo le mie coetanee diventavano nulla. Senti, un film porno, tu l'hai mai visto? Ah, esagerato, ma hanno nasciuto i 20 cinema di Valeri 6, ha avuto Rosa Fratta, o Casanova a Napoli. Allora, noi siamo della stessa generazione e allora c'erano Cicciolina, Moana Puzzi, no? Erano le star, sì. Ecco, tu c'hai in testa, chi c'avevi in testa? No, dico? a me delle due mi piace, siamo Moana Puzzi. Moana era Moana. Poi ho conosciuto Loredana a Bontempi di persona, che la conobbi a Capri. Diventammo amici, ebbene ho conosciute diverse. Ne hai conosciute diverse? A Napoli ci fu al Palaparterre, mi ricordo quell'anno che all'epoca la Master Music fece il concerto con me, con Gianluca Capozzi, con Ciro Rigione e altri che all'epoca stavamo con lui. E al Palaparterre poi c'era l'Erotica, si chiamava? Penso di sì, l'Erotica Tour. Credo si faccia. Senti, ma tu sei per una roba carnale, cioè amatoriale o tutta patinata? Cioè, per esempio, tu in camera da letto tua c'hai gli specchi? Poi pure i spicci, arabi armati, quando sei... No, sai perché sono stato a casa di un cantante napoletano, l'ultima cosa che mi ha fatto vedere è stata la camera da letto e poi a un certo punto io non me ne ero accorto, sai, era un po'... specchi sotto soffitto? No, ce l'aveva a fianco e lui con una faccia tosta terrificante mi ha detto perché m'ha già guardato. Pensa, c'è da andarsene, sì, c'è da andare fieri, non lo dico per rispetto, perché c'è da andare fieri, insomma, di questa cosa. Senti, qui siamo la giostra, tutto è relativo, tutti siamo uguali, tutti siamo un po' uomini, tutti siamo un po' donne. C'è un cantante napoletano con il quale tu faresti una pazzia, mettendeci una parrucca in capo? Sì, ce l'avevo, non riesco proprio a immaginare. Cioè, è un gioco che ti devi prestare, anche perché ti hanno citato, e Alberto, sai perché gli altri ti hanno citato? Perché sei piccolo, sei manariello, uno che può... Un cantante... tascabile, capito? Sì, tascabile, Alberto, sì. Cioè, un cantante che l'ha già fatto all'occasione... Ma perché ci sono amici università? No, Gino, ma io sì, io darei l'oro per vederla con una parrucca in testa, sì, Gino Da Vinci. Prossima trasmissione con la parrucca in testa. Prossima trasmissione a venire bionda, ti pregherei, perché così è... Senti, ma c'è stata qualche donna in tutti questi anni amorosi che ti ha detto, Alberto, sai, insomma, ti guardavo in televisione, ma sei stato veramente deludente? No, forse troppo educate, non lo so. Le ho incontrate. Senti, che cosa diresti tu, o che cosa hai detto ai tuoi figli tu del sesso? Ma Ci hai parlato con loro innanzitutto? Sì. In modo ovviamente molto teorico, perché alla fine la pratica viene da sé, perché sono delle cose un po' come la scuola della vita, no? Aspetta che c'è una barzelletta pronta. Il fatto della barzelletta. Nel microfono. È come il fatto della barzelletta che non ricordo bene, in teoria tu c'è una sorella, in pratica... Va bene. Cioè... È una Z, è una zorro. Va bene, è una zorro. Vi pregherei, grazie. Tutte sti botto come Sembis. Secondo te chi è? Chi è che ha spostato il microfono? Ma chi è che non si è... Chi è che non si è accalato? Senti, chi è che non si è accalata? Molto bene. Allora, senti... cosa fa la sigaretta? No, guarda, non c'è niente da fare. Senti, Alberto, ti sei sposato per amore? Sì. Sì? A che età ti sei sposato? Ma giovanissimo, avevo 21 anni. 21 anni. Ora da poco quest'anno faccio 25 anni di matrimonio, penso. Sì. Senti, una domanda che faccio a tutti e poi rimettiamo un attimo il ritornello solo di Coccodè. Ma secondo te Sergio Donati da quanti anni non ingarra un successo? Ma guarda che è recente, che non ingarra. E non so, io dove vivevo, ho perso qualcosa per strada. Ma cosa intendi per successo? No, un successo di quelli volare, se è volare, allora giustamente allora non abbiamo mai fatto. Secondo te un successo invece dalle nostre parti qual è un successo, una cosa che ha ravutata? Ecco. Un ballo di cavallo per esempio. Ma non l'ha scritta lui, non l'hai scritta tu. No, vabbè, dalle nostre parti l'ultimo degli ultimi non te viene in capo. No. A te viene in capo, e qual è? Rosario Miraggio, che là proprio che è stato dei pezzi martellati. Sì. Ti amo e ti pensi, se ricordo bene. L'ha scritta lui, sì. Certo.
e che poi ti può capitare. Poi guarda che il voto fa successo, non significa che sciva buono, Alberto, io ti amo. Grazie. Mi ha dato una battuta bellissima. Adesso... A Leo e a tutta la famiglia sì. di Leo. Allora, adesso ti spiego un meccanismo, ma in realtà lo sai già perché ci hai partecipato quando la cosa era in embrione. Ho fatto un matrimonio? No, adesso l'abbiamo sviluppata. Allora, noi facciamo le sfide perché partiamo da un presupposto, cioè che Napoli non ha paura di nessuno e quindi chiaramente può sfidare l'Italia, ma soprattutto il mondo intero. Prima della sfida, così Gino Da Vinci si sistema nel tugurio, Alberto, sei un grande. Sicuramente il nuovo brano spaccherà. Sei un grande artista, un grande uomo, grazie di tutto, grazie per tutto quello che stai facendo per me. A questa è Romina, tu sei speciale. Ma sai che Romina questa canzone sta scassando, lo sai? Ieri prima che arriva, come seppero che arrivava lei come ospite, arrivano un sacco di messaggi, giuro. Nella diretta abbiamo parlato anche di te, neanche a farlo apposta. Tu sei speciale, ma perciò dico a volte, e poi è diventato uno slogan. Com'è bello dire tu sei speciale. Tu sei speciale, guarda, e tra l'altro ti è anche difficile dirlo in dizione, per quanto tu voglia fare quello di Bergamo figo, tu sei speciale, lei sì, sì. Ecco mia mortadella. Allora, ciao a tutti. Nella nostra lingua, che la nostra lingua, quello che a volte spiego, no? C'è gente che dice ma che è l'errore? No, non è l'errore, perché noi abbiamo proprio la nostra grammatica, abbiamo un nostro frasario. Per esempio noi spesso, se ci fai caso, no? Usiamo, per molte volte abbiamo usato e usiamo ancora gente che fa radio, a Pasquale con l'augurio di una presta libertà, che in italiano non esiste presta, perché presto, però a Napoli diventa presto, cioè diventa un presto ritorno, presta libertà, in italiano non significa presta, è sbagliatissimo, però nella nostra lingua diventa un fatto. Se tu dici che ne sai, Anoc. Che bella Anoc che ti come sì, apri quel scusa un attimo. No, perché in italiano diventa fiocco. È vero. Perché non esiste in italiano la nocca. Tu te lo devi mettere un fiocco in testa, si parla lui e vai. Ciao a tutti, ciao Alberto e soprattutto a Gino Da Vinci. Bello smatto. Sono un'anonima, vorrei ascoltare Gino che ogni volta che canta mi fa rabbrividire. Nanni, tu stai inguaiata. Te lo voglio dire, no, te lo voglio dire col cuore in mano perché tu avrai qualche problema. No, si vede che le capisci. Allora, ciao a tutti, grazie per la compagnia che ci fate. Alberto Selli, sei bellissimo e le tue canzoni sono tutte stupende. Antonella da Curti. Questa è di parte, una selliana puro sangue. Vabbè, che significa che di parte? Sono i fans. Allora, ciao Albi. No? Albi, sono Fragolina. È un'altra di parte. Come sempre è doveroso farti i miei complimenti, sei speciale. Poi, ciao a tutti, siete bravissimi, un bacio al grande Gino, al grande Ettore, mi fate ascoltare il freschissimo Alessandro Turco. Vorrei fare Poronpompò, ecco, con lui. Poronpompò, allora... Alessandro è un ragazzo che sta crescendo bene, voglio dire, io l'ho conosciuto, e poi la cosa che di Alessandro, al di là della bravura, a parte che ho anche la fortuna di incontrare una grande squadra di professionisti, però mi piace, e poi ci stanno 2 o 3 casi di quelli che ho sentito io, a parte Carnale, che secondo me Carnale non Dopo ti faccio sentire la nuova che scassa. Però intanto cominciamo il gioco, questa volta Napoli sfida l'Italia, dobbiamo essere veloci. Allora io metto una canzone italiana, strofa, ritornello, e voi pensate a come rispondere da Napoli. Serginio Cursore, grazie. Da Napoli, Gino Da Vinci, Alberto Selli, se vuole. Manca classiche. Fate quello che volete. Ti ricordo no, non ti cazzava, ma me ne parla. Sono qui della sera, la macabri, e insieme tutti e due ci mangiamo un pari, e pavai. E just time coppa che la paghi, a cosinata dimmi non sì, ma forse esagerai, mi mostrai tanto cretino, che tu te nervosito, offesi amareggiato, e mi puntassi in faccio riestero pani, e pavai. Anna Maria, scende non mi passa di Anna Maria, oggi non stava a farmi, prima di carali, dimmi sì. Fantastici! Ce l'abbiamo fatta. Oh, siete stati fantastici. Che cos'è? Mi dite che cos'è? C'è un pezzo di Nino D'Angelo, rock and roll. Fantastici, siete stati fantastici, ma io devo comunque sfidarvi e quindi lancio questa qui. Grazie, Cursore. Sì, se fate strada dentro di me, invece noi ce ne andiamo là. Prego. I tuoi baci mi portano su, più su,
più su, la mia mano scende un po' più giù, più giù, più giù, e son firme già sti casetta, tu sa nascono la tua intimità, le tue gambe mi portano su, più su, più su, i miei occhi vanno un po' più giù, più giù, più giù, e si fermano a guardare sto corpo che se lo tocca va sotto shock. Basta? Tra poco. E giù mi piace, mi piace, mi piace, e giù da voglia, da voglia, da voglia, mentre ti spoglio, giù mentre sta voglia da me. I tuoi baci mi portano su, più su, più su, la mia mano scende un po' più giù. Se avere solo in mano, più giù, sì. più giù. Ecco qua. Allora, con Zucchero era difficile, invece con Fiorello sarà facilissimo. Lui negli anni 90 si divertiva. Questa è... potevo fare le mani. Di un napoletano, però. Ma voi dovete rispondere da Napoli con Sì, la vabbè, carnalità però napoletana. abbiamo Alberto Selli, Ecco. il personaggio. Sì, Fiorello negli anni 90, un tempo Ti è morto. piaciuta la mano che sta Un tempo crescendo? morto, tra l'altro faccio lasciare, voi vedete tutto da casa, loro che si preparano, che cercano di combattere certamente, come ci sono. possono. Questa volta Napoli non ha paura di Fiorello, Ah, neanche perché- Fiorello ha paura No, di ma Napoli. che sei mondiale, però Fiorello disse una cosa importante. Che disse? Io sono arrivato in America, quello che diceva nessuno mi ha pensato, ci canta tu fa l'americano e se ne è caduto l'America. Bravo, bravo, l'ho letta anch'io sta cosa. Carattere Tavu fa fa una foto, tavu fa fa una foto, abbiamo fatto la fa, bellezza mia. Io metto a fuochetta, tu ci venuto già, fatto fotografare. fa una foto, fa una vedi, foto, sì. abbiamo fatto la fa, bellezza mia. Chi si mette un fuoco un rollo, diciamo un rullino esagerato. Sì. A terza parte. C'ho l'obiettivo di Luciano Filancini, senza fece Fammi veramente sentire a la me. terza parte. La prima che ci fai, ti fai e ci trovi gusto. Sì. Di faccia, di profilo o a mezzo gusto. Poi va a finire che tu, diciamo. Sì. Catù. Uno non basta, ma ne Ma faccio tre. Ah, certo. Io E ci non risponde, io sono pronto, tac tac, sempre pronto, eh? Chi lo rolla è lungo, sa. Dimmi quando me lo può fare. perché c'era, ecco Alberto Selli dove ha, come dire, assorbito Attinge ecco questo grandi Pisano questo Cioffi. sfondo erotico. Cioè, ma ce n'è un'altra che mi potete suonare, una cosa Sempre di Pisano Cioffi. sempre di Pisano Cioffi? Sì, Ciccio Formaggio. Ecco, Ciccio Formaggio è un classico. Se mi volesse bene veramente, non mi facesse sfruttare la gente, non mi tagliasse pizza la pagnetta, non mi mettesse a in da giacchetta. Se mi volesse bene, non mi ha Luisa, non mi rompesse con la camisa. Se non va, te ne butto una busa, te ne busa che Ciccio Formaggio non tengo coraggio, nemmeno parlare. L'altro giorno l'ho incontrato Che vergogna. e mi innamorai Di te. Mi guardaste, mi dicesti, mi piace da pure a me, ma tutto bene, che rite, sempre mi volere, è una bugia uscita, un coppo naso a te. Ma tu vedi questo brano che si è fatto il giro del mondo, se tu analizzi la satira, l'arte ecco, di raccontare ecco, la mamma delle verità, no? Sì. La satira, la mamma delle verità. Questa è la terza parte di questo, Che dice? di questa, dice, l'altro giorno ma che scorno, torno a casa e trovo a te, Sì. spettinata, abbracciata, Sì. ma no, ma beh, che lei? Mi rispondiste, chi sta ben a te imparare? Come si fa? Quando poi tu mi hai sposato. Sì, capito? E chi si vuole dire ancora? Se mi volesse bene, veramente. È arrivato anche Coccodè, vedi? Sì, Consuelo Coccodè. Allora, io quando la presenza di questi artisti dimostra una cosa che dico da tantissimi anni: non conta dove la fai la televisione, ma conta come la fai la televisione. E puoi andare in onda anche su Telepurpetta e fare delle cose che sono bellissime e Com'è bello il suo titolo, Telepurpetta. piene di dignità. Sono Chetti, vorrei sentire Selli, il ballo del cavallo. Alberto, sei bellissimo. A tutti ti scrivono sei bellissimo, questa è la cosa chiusa. Ma è gente che non capisce, Oh. non ci capisce. Ciao.
Che va in freva. Ciao cuore, siete splendidi, un bacio a tutti, Enzo da Volla, poi Enzo da Volla, questo è un altro, una canzone a piacere da Selli. Salutiamo Alberto Selli che torna a disco finito, cioè a masterizzazione completa. No, voglio dire... Alla silatra ospita, roba ce l'ha o parlo cavallo e facile mi spallo zumba in doppia spalla e te mi tacca cavallo ma chi te porta il uomo non ha d'essere mulo si non fornisce lo spalle si sa muscio cavallo per andare a marcia avanti per andare a marcia indietro facendo annanziare per te sarà un piacere e oh 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 le mani sulle spalle e oh 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 t'appoggi sulla schiena e oh 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 prossimamente il mambo e a proposito di Consuelo Coccodè il mambo a proposito di Consuelo Coccodè non aveva facito fallo so che c'è un schiatto in capo allora tra poco Carmine Di Tommaso. Prima di Carmine Di Tommaso volevo suonare un disco lancio, grazie Cursore.